Bentrovati, l'appuntamento è quello con venetoglobe.com e con Caffè TV 24 per quanto riguarda la messa in onda del nostro spazio dedicato al mondo dello sport. 2 gennaio 2019 e allora buon anno ancora a tutti voi, andiamo a vedere e a sentire che cosa è successo in questo lungo periodo in cui non ci siamo sentiti. Parliamo di Serie A? Bene, eccolo qui, arriva il nuovo acquisto per il Milan, tutte le squadre sono parzialmente in vacanza, riprenderanno più o meno il 7 gennaio, mercato aperto come dicevamo con alcuni affari già chiusi come questo, Paquetá per il Milan e Viviano, il portiere che torna in Italia, torna alla SPAL dallo Sporting di Lisbona. In Serie B anche qui si riprenderà a giocare a metà gennaio, così pure faranno la Serie C nel girone B che è quello che ci interessa perché vede il Pordenone in testa alla classifica, si tornerà in campo precisamente il 19. La Serie D, girone C, 18ª giornata, vede questo tabellino. Arzichiampo Feltre, Belluno Ciarlins Musane, Campodarsego Bolzano, Cartigliano Trento, Clodiense Adriese, Montebelluna Este, San Donà Levico, San Giorgen Chions, Tamai Delta Porto Tolle. Montebelluna in casa, la formazione di Checco Feltrin affronterà l'Este e si gioca naturalmente il 6 di gennaio, il giorno della Befana. Adriese il comando con 37 punti. In eccellenza, pure qui si torna in campo il 6 gennaio, 17ª giornata. Questo è il tabellino. Istrana Calvinoale, Liventina Union QDP, Porto Mansuè Nervesa, San Giorgio Sedico Tombolo, Luparense Martellago, Treviso Lia Piave, Union Pro Careni Pivigina che seguiremo con molta probabilità da Mogliano e poi Vittorio Veneto Falmec Giorgione perché riposerà il Mestre. Luparense sempre in testa a quota 38 punti. In promozione, 16ª giornata, questo è il tabellino, Caorle Prodeco Montello, Conegliano Villorba, Cornuda Lovis Spresiano, Fontanelle 90, Giulia Sagittaria Vedelago, Opitergina Favaro, Vazzola Fossalta, ZTLL Sinistra Piave Portogruaro. Portogruaro sempre in testa alla classifica, da solo non ha mai perso una partita, 37 sono i punti, insegue il Prodeco Montello a 35. E il quadro più o meno completo, insomma, del calcio che ci interessa da vicino. E allora parliamo di basket. La TVB Basket Treviso al Palaverde l'altra sera contro Piacenza ha perso in campionato per 93-87. Ha salutato quindi l'anno vecchio con una sconfitta. Una TVB a cui è mancata la difesa e così è sfumata la 9ª vittoria che poteva essere consecutiva. Andiamo a sentire Matteo Imbrò, un po' imbronciato, come dicevamo anche nella dicitura che abbiamo sottolineato nella nostra web tv www.venetoglobe.com. Sotto la curva con Valentina Dalmas. Siamo con Matteo Imbrò, oggi Piacenza vi ha messo il capo dopo comunque 8 vittorie di fila. Sì, abbiamo iniziato male il primo quarto come le scorse 2 partite, quindi sapevamo che facendo di fare un buon primo quarto avremmo giocato una partita molto più tosta. Non siamo riusciti a portarla a casa per vari motivi. In cosa vi hanno messo in difficoltà? Ma se non siamo stati un po' molli, non aggressivi, soprattutto in difesa. Abbiamo concesso dei tiri facili a tiratori che non dovevamo e poi troppi uno contro uno lasciati. Chiudiamo quest'anno, il 2018, con una sconfitta, però subito pronti nel 2019 per una partenza alla grande. Andrete a Udine. Sì, diciamo che è un fine anno amaro, perché tutti speravamo di vincere, di regalare una vittoria ai tifosi, perché così finiva un 2018 con un sorriso, però ormai questa è andata, pensiamo alla prossima. Appunto alla prossima a Udine che partita sarà? Ma sarà una partita molto fisica perché loro sono fisici e sicuramente sarà difficile perché giochiamo in trasferta. Ora non so cosa ha fatto, quindi vedremo in settimana quando ritorniamo ad allenarci. Mente fredda e comunque facciamo un augurio al pubblico che anche oggi, nonostante il risultato, vi ha tifato e incitato fino alla fine. Sì, loro sono stati super, noi un po' meno. Auguro a tutti un sereno anno nuovo e soprattutto di salute. Divertitevi. Grazie mille Matteo, anch'io auguro un buon fine anno, un inizio di 2019.
E grazie a Valentina Dalmas con la sua Sotto la curva. Vi ricordo, l'ha ricordato Matteo Imbrò, sarà in campo la TVB sabato 5 gennaio a Udine per riprendere il cammino positivo nel campionato. Il Ponzano Basket, Serie A2 femminile, invece ritorna sabato in casa al Palacicogna, dove affronterà il Villafranca, da non perdere. La Ruker Sanve ha chiuso l'anno a Crema contro la terzultima del girone e ha vinto per 77-73. Buona la prestazione degli uomini di Marco Mian. Ora in casa, il giorno della Befana, domenica 6 gennaio alle 18 contro Ozzano. Tutte le altre categorie riprenderanno il 13 di gennaio. Lasciamo il basket e passiamo al volley, soltanto per ricordare che l'Imoco Volley Conegliano è stata vittoriosa a Busto Arsizio per 3-0, c'è stato e c'è il nuovo anno di mezzo e allora Vološ in Polonia, De Gennaro a Sorrento e poi un gruppo di ragazze della Rosa che sono andate a festeggiare a Zagabria, andando a trovare naturalmente Samantha Fabris, quindi ancora un giro nella vicina Croazia. Per quanto riguarda gli accoppiamenti della Coppa Italia, si giocherà il 16 gennaio ed il 20 gennaio. Conegliano inizia fuori a Monza contro appunto il Monza. Le Final Four poi si disputeranno il 2 e il 3 febbraio a Verona. Benetton, e allora vuol dire rugby. Benetton Rugby sabato pomeriggio a Monigo ha vinto anche il match di ritorno contro le Zebre di Parma, 28-8 il risultato che non lascia scampo ai parmensi. Risultati favorevoli del girone permettono nella Pro 14 di balzare in un terzo posto molto appetibile, così pure anche appetibile la situazione e la posizione in Challenge Cup, quindi molto bene. Andiamo a sentire sul campo del Monigo Tommaso Allan, eccolo. E allora Allan, è stata una bella vittoria, una risposta a quella partita di una settimana fa dove c'era stata la vittoria ma qualcuno aveva detto insomma che avevate giocato meno bene delle Zebre. Oggi direi il contrario. Sì, diciamo che anche oggi era un po' frustrante, le Zebre hanno tenuto molto possesso, noi abbiamo avuto poche palle da giocare, quindi è sempre un po' frustrante, dobbiamo attaccare e non difendere tutto quanto il tempo. Però sì, molto meglio sicuramente questa settimana che la settimana scorsa. Sì, c'è sempre molto da migliorare, come ogni settimana, però no, sono 4 punti importanti per la stagione e adesso pensiamo alla prossima partita che è Glasgow in casa. Direi che è stato un primo tempo dove li avete messi giù. Sì, eravamo abbastanza cinici, diciamo, quando abbiamo avuto palla dentro i 22 siamo usciti coi punti. Sì, peccato che non abbiamo preso il bonus alla fine, ci stavamo provando, però è così, 4 punti sono sempre abbastanza e siamo contenti di quello. Beh, insomma è un finale d'anno che sorride nuovamente. Sì, sicuramente, adesso abbiamo un giorno di recupero, il 31 siamo di nuovo a allenarci, quindi pensiamo subito a Glasgow, che sarà molto importante, sono una squadra molto forte loro, quindi poi in casa con un pubblico del genere sarà sicuramente una bella partita. Ecco, hai toccato il Monigo così è diverso da quando c'era una tribuna e di qua si sentiva forse meno l'impegno della gente. Sì, è bellissimo, c'è tutte tribune piene. Poi ci incitavano anche tanto oggi, in momenti chiave sicuramente, quando eravamo anche in 13 giocatori, quindi è bellissimo avere un pubblico del genere che incita la nostra squadra e speriamo che sia così per tutto quanto l'anno. Buon 2019. Grazie altrettanto a tutti, ciao. Tommaso Allan, che abbiamo sentito, Monigo splendido perché è un colpo d'occhio meraviglioso, si stanno preparando anche delle trasferte ma ne parleremo con i supporter della Benetton nei prossimi giorni, nelle prossime interviste. Parliamo di rugby al femminile perché vedete Sara Barattin, lei insieme al capitano Manuela Furlan, Aura Muzzo, Jessica Busato, Micol Cavina e Laura Gurioli dell'Iniziative Villorba sono state convocate per uno stage a Parma da domani al 6 gennaio agli ordini del coach azzurro di Giandomenico. Complimenti a loro. Andiamo ad Asiago invece a fare i complimenti all'Odegar, alla formazione della Migros, perché nell'ultima gara di campionato disputata sul ghiaccio contro il Fassa si ritorna alla vittoria. Vittoria scaturita nell'ultima frazione di gioco con un gol dell'oriundo canadese Marco Rosa per 2-1. Sentiamo l'intervista con i protagonisti della gara. Con Diego Iori, finita la partita, 3 gare contro di voi, 3 gare al pelo sempre, Ce la giochiamo con voi bene,
però la classifica dice un'altra cosa e noi proviamo a giocarcele tutte le partite. Poi c'è una squadra giovane a parte me e cerchiamo di fare il meglio ogni partita. Nell'ultimo mese siamo migliorati parecchio e questo è un progetto, diciamo, che deve durare qualche anno a Fassa, perché tutti i ragazzi del 99, 2000, 98 hanno 20 anni, hanno appena iniziato e si può intravedere qualcosa di positivo per il futuro prossimo. Grazie Diego, come hai visto qua non ti ha dimenticato nessuno. Anch'io non mi sono dimenticato, ringrazio tutti quanti, tutti i tifosi, sono sempre gentili, salutano sempre, sono bravissimi quasi Ago. Grazie mille, ciao Diego Iori. E con Marco Rosa ci portiamo a casa finalmente i 3 punti. We're finally getting the 3 full points. Sì. Because against them it was always tough. Yeah, it feels good. You know, we've been working hard, and sometimes you don't get rewarded. Oggi sì. Dico, con loro è sempre dura. Sì, noi stiamo lavorando un sacco e molto spesso non prendi quello che meriteresti. Oggi invece sì. And you scored a game winner. Yeah, our power play. Powerplay abbiamo fatto veramente l'impossibile, abbiamo avuto un sacco di occasioni, finalmente siamo stati ripagati e questo ci dà una buona confidenza per la fine di questa stagione, anche in ottica del campionato italiano. Try to win another one. Thanks a lot Marco, grazie. Grazie a te. Queste le belle parole di questo giocatore oriundo canadese della Migros di Asiago. Allora noi con queste interviste terminiamo il nostro primo appuntamento dell'anno, 2 gennaio 2019. Buon anno ancora a tutti voi, ci risentiamo domani puntuali come di consuetudine.